Oggi parleremo un po' delle caratteristiche letterarie specifiche della scrittura greca da ricercare nel rilascio del saggio grafico, che poi non sono proprio delle caratteristiche letterarie, ma ne parleremo degli accenti, che è una cosa abbastanza importante e complicata nella scrittura greca. Prima di tutto nella scrittura greca antica non c'erano gli accenti, perché era tutto scritto in maiuscole, come vedete, tutte le lettere sono in maiuscole, allora sulle maiuscole non si mettono gli accenti. Questa è una scritta su un lapide. Però nel 200 avanti Cristo c'è stato un certo Aristofanes Bisantios che ha creato gli accenti, e gli accenti sono 6 di numero, e abbiamo questa che è la dassia, psili, perispomeni, varia, oxia e ipogegrammeni. Già è un sistema di accenti che fa la scrittura un po' più complicata. Gli accenti però erano messi a fini musicali e di melodia, cioè caratterizzavano il ritmo della voce e non avevano a che fare come volume, cioè era una questione di pronuncia più che altro, che a questo non aiutavano soltanto gli accenti, però come vediamo adesso erano anche le lettere che davano questa caratteristica, perché i greci antichi parlavano un po' come un canto. Infatti vediamo che ci sono anche, questo sì che è un accento lì, però vediamo che c'è la O, che si chiama Omicron, e questa O che è la conosciuta Omega. Questa Omicron vuol dire O piccola, invece Omega vuol dire O grande. E infatti la pronuncia, se era piccola, era un po' corta, invece se era omega era un po' più lunga la pronuncia quando c'era sulla parola questa. Questo è l'aspetto che prende la scrittura dopo con gli accenti. Vediamo già che è una cosa abbastanza complicata. Vediamo qui la dassia, la oxia, qui dassia di nuovo, oxia, e qui vediamo anche una sistemazione con 2 accenti insieme sulla stessa lettera. Però già vediamo anche una particolare che gli accenti qui si mettono un po' più a destra delle lettere. Infatti questa è la N, però questo accento dovrebbe essere sulla I e non sulla N, come qui vediamo che c'è la lettera A e l'accento va un pochino più a destra. Lo stesso anche qui, lo stesso anche qui. Ecco la I, la piccola I, e l'accento va più a destra. Qui vediamo gli accenti come vengono nei libri, sulla scrittura dei libri, che qui vediamo la perispomeni, psili, oxia, e qui c'è un accento che non si usa molto spesso, è l'accento che si chiama ipogegrammeni, è l'unico accento che si mette sotto la lettera e non sopra la lettera, però non è molto di uso. È lo stesso anche qui, vediamo perispomeni e poi vediamo ipogegrammeni. Adesso nel greco moderno gli accenti sono rimasti, però non hanno niente a che fare con la melodia e il ritmo della voce, più o meno come adesso parlo io. In italiano parliamo anche in greco, però vengono messi con delle precise regole grammaticali che sono abbastanza complicate e dall'altra parte fanno un po' difficile anche la scrittura, perché per mettere gli accenti in una maniera, una persona deve aver finito almeno il liceo, non dico essere necessariamente una persona laureata, ma almeno il liceo deve aver finito. Qui
un testamento dove vediamo questo uso degli accenti. Vediamo qui la dassia di nuovo, vediamo la dassia, qui oxia, oxia, anche qui lo stesso. Già è una scrittura abbastanza complicata questa. Qui vediamo un altro testamento di una signora, che vediamo che questi due accenti vengono legati tra di loro, come anche in questo caso. Per cui già comincia ad avere una variabilità il modo di mettere gli accenti, e questa variabilità viene sfruttata in grafologia, questo modo di esprimersi. Qui un'altra grafia, anche questa da un testamento, dove si vede che è un po' destrutturato tutto questo sistema degli accenti, perché è così il modo che quella persona scriveva. Qui vediamo degli accenti che, anzi di essere una piccola corta linea, invece sono così angolosi, che questa è una caratteristica di qualche persona che scrive. Qui vediamo l'accento che si chiama oxia, come abbiamo detto, che è collegato con la lettera, per cui vediamo che gli accenti rientrano anche nel gesto fuggitivo, perché sono talmente automatico il metodo, il modo con cui si mettono, e ci dà delle informazioni utili anche per questo. Adesso vediamo un'altra scrittura. Questa scrittura certamente ha degli accenti, li vediamo qui e qui. Però su queste lettere dovevamo aspettare di vedere qualche accento. Non lo vediamo. E perché non lo vediamo? Perché delle persone che non sanno mettere gli accenti, che non conoscono bene le regole grammaticali, l'insicurezza di essere giusto, sbagliato o giusto, non mettono l'accento per niente, per essere sicuri, insomma, che nessuno gli dice niente. Per cui è una caratteristica anche questa di alcune persone. Come dall'altra parte possiamo avere, questo era la scrittura la grafia di una donna, che vediamo non c'è per niente accento. Questo è un caso raro. Non c'è per niente nessun accento su nessuna parola. Questo è un caso che allo studio di un grafologo può capitare magari una volta ogni 4-5 anni, non è una cosa molto spessa. E adesso vediamo come si può sfruttare questo sistema degli accenti dal punto di vista grafologico. Prima di tutto, se pensiamo che abbiamo una struttura accurata, calma, gli accenti saranno vergati in una maniera, in un modo contenuto. Invece, se abbiamo una scrittura che è veloce, impaziente, slanciata, sicuramente gli accenti avranno una vastissima variabilità. Dall'altra parte, se abbiamo una scrittura filiforme, fine, gli accenti avranno un altro aspetto. Oppure se in tocciata, il primo modo, hai il segno di grossolana, allora vediamo gli accenti con una certa pesantezza che vengono vergati. Per cui gli accenti nella scrittura greca ci danno delle informazioni preziose per la forma, la struttura che hanno, perché questa è personalizzata da persona a persona. Poi per quanto riguarda la posizione, perché possono essere messi a sinistra delle lettere, oppure al centro delle lettere, oppure anche a destra delle lettere. E poi quello che ha una caratteristica importante si sfrutta in grafologia anche la distanza dalle lettere che si mettono questi accenti. Poi l'inclinazione, perché possono avere un'inclinazione sinistra, un'inclinazione destra,
oppure possono essere messi anche in maniera perpendicolare sopra le lettere. E poi anche la conoscenza delle lettere, le regole grammaticali, perché come abbiamo detto, per poter scrivere il greco in maniera giusta una persona in Grecia deve aver finito almeno il liceo, se no. Per cui questo è molto importante quando abbiamo delle scritture di un testamento, eccetera, con quelle che in verifica, con quelle comparative, per vedere anche il livello di istruzione. E certamente è un fattore grafocinetico, senz'altro un fattore grafocinetico, perché si mettono con dei movimenti talmente personalizzati ed estremamente automatici di vera e propria abitudine grafica. E infatti in pratica vediamo che quando abbiamo una dissimulazione della scrittura, l'ultima cosa che va cambiata sono gli accenti, perché quelli sfuggono dell'attenzione di quello che vuol dissimulare la sua grafia. Come dall'altra parte, se abbiamo un'imitazione di una grafia di un'altra persona, il falsario, quello che vede, la forma delle lettere, magari anche il largo tra le lettere, anche l'inclinazione, tutte queste cose, però quello che sfugge dalla sua attenzione sono gli accenti. E gli accenti, anche se le lettere vengono vergate rispetto a quello che vuole essere di imitare la sua scrittura, vediamo che gli accenti si mettono con la mano di quello, con le caratteristiche del falsario di solito. Però nell'anno 1982, con una legge di Stato e nell'ambito di diventare più semplice la scrittura della lingua greca, si è messo in uso alle scuole il cosiddetto sistema monotonico, cioè non ci sono più tutti questi accenti, però c'è un solo tipo di accento, come il puntino delle I qui in Italia. E adesso mi direte, ma abbiamo fatto l'analisi di tutti questi accenti quando non sono più in uso in Grecia? Però è molto importante, perché si è messo in uso nel 1982. Allora pensate che ci sono delle persone che all'età di 30 fino a 35 anni possono anche scrivere senza accenti, però anche lì ci sono delle regole, perché vediamo che la scrittura non è che l'accento si mette così come gli pare. Ecco, questa è una tipica scrittura monotonica. Vediamo l'accento qui non c'è, nemmeno lì, c'è solo sulle parole che sono polisillabe e non si mettono mai sulle parole monosillabe. Qui si vede. Per cui se noi abbiamo un testamento, ecco perché è molto importante. E capita spesso questo, magari di una persona di 60-65 anni, e noi vediamo che questo testamento è scritto con il sistema monotonico, sicuramente non è stato scritto da quella persona che scriveva in quella maniera perché ha imparato a scuola con il sistema politonico. Io personalmente ho cercato tantissime volte di smettere di mettere questi accenti, non sono riuscito fino adesso. Li metto così come quando li mettevo a scuola. E tutto quello che vi volevo dire con gli accenti, penso che noi in Grecia sfruttiamo molto queste possibilità che ci danno dal punto di vista grafologico e ci aiutano di fare una diagnosi giusta, anche questi, oltre che le forme delle lettere oppure la grafocinetica, eccetera. Grazie, buongiorno.